Si è svolta ieri la cerimonia di consegna del premio Auronzo 2020 assegnato a Giovanni Carraro, che ha raccontato Prealpi e Dolomiti, due patrimoni diversi ma simili, con un approccio documentaristico. Sì, l'approccio è lo stesso, che è quello della videocamera, la volontà di portare con le immagini ad un pubblico allargato le nostre bellezze, che sono bellezze sia prealpine ma anche quelle dolomitiche. In questo caso mi ritrovo in un palco prestigioso che è quello del Cursal di Auronzo di Cadore, dopo 2 anni, esattamente 2 anni, dal debutto di Tre Cime di Lavaredo, la Trinità delle Dolomiti, questa volta per ritirare un premio che mi ha lasciato veramente sorpreso, Auronzo 2020, e questo veramente mi gratifica per tutto ciò che ho fatto, per lo sforzo che ho vissuto e applicato nel fare quel documentario che ha portato sullo schermo l'escursionismo, ma anche tanti inserti legati alla cultura, non ultimo quella del soccorso alpino a cui dedico questa serata. Il soccorso alpino che è rappresentato da parecchi volontari qui presenti, a cui ho voluto dedicare un filmato inedito che rappresenta in maniera completa quello che è l'esercitazione in parete con l'elicottero e anche in arrampicata per il recupero dei feriti. E mi auguro che con questo lavoro didattico chiunque possa vedere quel che fanno questi signori della montagna dietro le quinte del palcoscenico delle Dolomiti. Per noi è un privilegio unico essere nati qui e poter continuare a vivere tra questo bellissimo ambiente naturale, però oltre appunto a raccontarlo, a far vedere i paesaggi unici in cui viviamo, dobbiamo assolutamente cercare di veicolare anche il messaggio appunto del rispetto dell'ambiente e soprattutto farlo con le generazioni più giovani, le generazioni future che sono i futuri custodi di questo territorio. Quindi noi amministratori abbiamo secondo me il dovere e anche la responsabilità di secondo me diffondere questo messaggio e magari organizzando anche degli incontri con i ragazzi, con gli studenti, con le scuole e prima di tutto insegnare ai bambini ad amare il nostro territorio e la nostra montagna.